Mamma mia, è già mezzogiorno, salgo pianissimo, qui veramente la neve è inattaccabile. Se arriverò in cima, scriverò con orgoglio il post che avrò battuto la traccia. Grazie di orme ho fatto... Mamma mia quanto ho sprofondato. Poche volte ho provato una fatica del genere per un percorso che pensavo essere così relativamente semplice. Mamma mia, fa quasi impressione questa montagna di neve sopra l'albero. Questa qua la ritengo veramente una delle top 5 tra le escursioni più probanti fisicamente. Ciao a tutti, sono le 8:20 di questo sabato 21 febbraio. Sono qui lungo la SP 349 dove ho parcheggiato l'auto per salire in direzione Malga Galmarara. Prima di Malga Galmarara prendere un bivio sulla destra. Sul Monte Zebio mi aspetteranno penso almeno 70-80 cm e via che si va. L'escursione di oggi composta da 7,2 km in sola andata, 720 metri circa di dislivello in salita fino ai 1717 metri del Monte Zebio. Volevo raccontarvi questo aneddoto. Dopo aver incontrato Paolo nella strada delle Sette Fontane, ho conosciuto Carlo che mi ha riconosciuto in un locale di Gaglio dicendomi che è iscritto, che guarda i miei video praticamente sempre, incontri che mi emozionano ogni volta. Guardate come inizia ad aumentare lo spessore della neve. Giunto al bivio di Basa Zenoccio e vedete chi ha aperto la traccia per primo, guardate che bestione di fuoristrada. Ecco qui ce n'è un secondo. Vedete le indicazioni, Galmarara, Galmararetta, Zingarella interessante, e vedete Zebio. Ragazzi, si sente che è la prima volta che uso le ciaspole quest'anno e che non sono molto abituato ancora e sono qualche curva sopra Basa Zenoccio. Sto comunque ufficialmente battendo traccia perché vedete sulla sinistra ci sono quelle degli sci alpinisti, ma non andrò ovviamente a calpestarle, batterò traccia appunto per chi salirà a piedi. È abbastanza tosta battersi traccia da soli. C'è un leggero gocciolamento. Guardate come si sprofonda. Anche quella ciascola. Qui neve è veramente freschissima. Ho innestato la posa da salita, vedete, con il gancio alto, in modo che il tallone sprofondi meno. Su per di là proseguo il sentiero verso la Val Galmarara. Le tracce dei miei predecessori proseguono su per di là, io alla Croce del Francese qui svolto e risalgo su per quel sentiero. Strada completamente immacolata. Qui vedete la Croce del Francese, 1390 metri. Moshag 1-2, i cimiteri che ho già visto 3 anni fa, 40 minuti. Sì, solo per dirvi che ho appena fatto un video verticale per il formato short in cui spiegavo un po' come camminare su questi sentieri, di non stare né troppo vicini alle pareti perché potrebbero nascondersi delle cavità nascoste,
sia ovviamente non troppo vicino al bordo, perché questa neve vedete che spessori curvi crea quando è tanta ed è un attimo cadere di sotto. Mamma mia che spettacolo si è aperto qui, per la prima volta nettamente più fuori dal bosco. Questo è lo spessore della neve. Mamma mia, si fa fatica a distinguere gli elementi. Vedete qui un paletto che spunta fuori a malapena. Proseguiamo attentamente ma molto volentieri. Vedo delle indicazioni CAI. Mamma mia, tosta ragazzi, è dura perché la neve è freschissima, la salita comunque merita e ce n'è ancora un buon tratto, però con qualche pausa, ma si va. Proprio un bel tratto di sentierino qui. Sempre attenzione ai piedi ragazzi, la prudenza non è mai troppa. Spettacolo qui verso il Monte Meatta. Mi raccomando, anche in inverno bere tanta acqua, non fate come me che lo consiglio, però sono il primo che fatica a bere. Neve che cade dagli alberi. Mamma mia, gelida ovviamente. Comunque non so se avete visto, neve che cade dagli alberi, cosa strana, all'ombra, è causato da presenza di nubi alte nella volta celeste. Ma che spettacolo qui! Continua a cadere neve intanto. Arrivato ai cimiteri 1 e 2 del Moshag. Neve molto pesante, ha formato uno zoccolo sotto la ciaspola. Comunque bellissimo come sempre lo spiazzo qui dei cimiteri, poi in versione così pienamente invernale, strabiliante proprio. Vedete itinerari che in estate sarebbero anche pienamente ciclabili. Guardate che spessore. Non è salito ancora nessuno, neanche da Camporovere. Proprio il primo in assoluto a salire su questa zona. Intanto, per rendervi l'idea, 1 ora e 10 fa ho scattato la foto al bivio della Croce del Francese a 1395 metri. Qui siamo a 1500 metri, appena 100 metri qualcosa di dislivello in 1 ora e 10 minuti. Tanto per rendere l'idea di quanto tosta sia ciaspolare su neve fresca. Guardate il Moshag 2 con le croci quasi sepolte nella parte più verso l'ombra.
Adesso io proseguo su per di qua. Ecco, dopo una discreta fatica nel bosco, dopo metterò il post nella pagina altopiano nel cuore, segnalando di appunto aver battuto traccia se qualcuno volesse salire domani, per esempio. Adesso qua la zona inizia a diventare particolarmente familiare. Ecco qui, ecco il museo Monte Zebio, prime indicazioni. Cambio strumento, uso il telefono adesso per fare i video, intanto vedete una finestra verso l'ossario di Asiago. Mamma mia, è già mezzogiorno, sono a 1540 metri circa. Salgo pianissimo, qui veramente la neve è inattaccabile. Iniziano a bruciare i polpacci. Se arriverò in cima, scriverò con orgoglio il post che avrò battuto la traccia. Mamma mia, pausa acqua. Boh. Ovviamente sempre gelata. Mamma mia. Poche volte ho provato una fatica del genere per un percorso che pensavo essere così relativamente semplice. La neve. Mamma mia, la neve. Sei stupenda, ma... Ecco qui a quota 1600 precisi. Invece di proseguire dritto, giro a sinistra. Dai, sono a 1645 metri, altri 70 metri per la vetta, poi finalmente sono arrivato. Mamma mia, fa quasi impressione questa montagna di neve sopra l'albero. Ultimi metri ragazzi che sembrano infiniti. Mamma mia, forse vedo la cima là in alto, ma l'ultimo tratto qua è veramente tremendo. Non so se si vedono le guance rosse, mi sembra. Un pochino. Mamma mia. Monte Zebio che si fa altro che conquistare oggi. 1695 metri. Mancano 22 metri alla vetta. Mamma mia. Sono proprio a pochi metri dall'arrivo. Mamma mia. Mio Dio. Ce l'ho fatta. Mamma mia, ma di cosa stiamo parlando?
Ebbene, alle 13:15, dopo 5 ore di escursione per fare 700 metri di dislivello, sono arrivato allo Zebbio. A fianco vedete il Montefiore e le Melette. Adesso ragazzi, pausa pranzo così un po' alla bella e meglio. Mangio il paninetto solito, berrò un po' d'acqua con cracker e dopo ripartirò perché sono le 13:30 e dovrò fare veramente un sacco di ritorno ancora. Che roba, panino, vista questa meraviglia qua di sabato perfetto. E vi saluto dopo il drone e la pausa pranzo per questa escursione da 800 e qualcosa metri di dislivello e niente 8,3 km. Ho allungato di 1 chilometro rispetto al percorso originale che avrebbe tagliato subito da Basa Zenoccio su verso destra, però ho voluto arrivare fino alla Croce del Francese e dopo salire, e questo mi è costato 1 chilometro. Escursione, mamma mia, spettacolare. Da mani nei capelli, oserei dire, per la fatica, però il panorama è qualcosa di fantastico. Peccato per il sole, è sempre perennemente velato, diciamo. E spero che questa escursione un po' narrativa e un po' descrittiva, vi saluto, spero abbiate apprezzato insomma questo tentativo. Spero avrà apprezzato quello che salirà dopo di me. E niente, buona domenica, buona settimana e buona vita a tutti. Quasi dimenticavo, sotto in descrizione vi metto alcuni link con rappresentati gli oggetti che porto via con me in escursione. Se volete darci un'occhiata, tutta roba che a me è strautile. E se vi interessa provate a dare un'occhiata al link, insomma, nel caso in cui magari voleste provare a comprarla, sappiate che insomma acquistando dal link lì a me arriva una commissione, a voi costa insomma il solito prezzo senza un centesimo in più.
Guardate che razza di orme ho fatto all'andata. Mamma mia quanto ho sprofondato. E guardate che bella la traccia dopo il secondo passaggio, quindi tra andata e ritorno. Bella uniforme, però senza ciaspole è impossibile anche pensare di avvicinarsi a questa zona. Anzi, consiglierei ad oggi di fermarsi a Basa Zenoccio, dove ci sono fermati i SUV, perché poi comunque lasciatemelo dire, sono veramente fiero di me e dell'impresa di oggi. Questa qua la ritengo veramente una delle top 5 tra le escursioni più probanti fisicamente. Mamma mia, c'è sempre questo ginocchio sinistro qui che dopo un po' di sforzo mi dà un po' di noie. Qualcuno è passato dopo di me stamattina ed ha usato la traccia che ho segnato, e questo è veramente un grande motivo di orgoglio. Vedete le evidenti tracce di scarponcini. Questo è salito ai cimiteri del Moshag.